Buongiorno a tutti carissimi fratelli e sorelle. Iniziamo con oggi una nuova rubrica che vogliamo dedicare interamente a Maria. Il nostro buongiorno a Maria. Ecco, vogliamo mettere in questo cammino spirituale che vogliamo fare insieme tutto ciò che abbiamo nel cuore e metterlo nelle mani di Maria in questo mese dedicato alla nostra madre nel cielo. Vogliamo aiutarci con delle piccole meditazioni e alimentare quella devozione alla Madonna che in tanti secoli è stata oggetto di preghiere, di suppliche e di tantissime richieste al suo cuore generoso. Vogliamo in questi giorni meditare sui titoli che vengono dati a Maria dai tanti secoli passati. Oggi vogliamo meditare su Maria, Madre della Divina Misericordia. Però iniziamo la nostra giornata nel segno della croce che ci ricorda l'amore di Dio per noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Nel Vangelo di Luca così leggiamo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 2 volte Maria nel cantico del Magnificat ha lodato Dio che usa misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E poi ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Per questo i fedeli desiderano vivamente magnificare con Maria la bontà infinita di Dio. Donna che ha fatto un'esperienza della misericordia di Dio. La regina clemente, esperta di benevolenza di Dio, accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. San Giovanni Paolo II, riguardo alla Beata Vergine Maria, disse: Maria, in un modo particolare ed eccezionale come nessun altro, ha sperimentato la misericordia, avendo fatto esperienza della misericordia in una maniera straordinaria. Un piccolo racconto. Un bambino guardava la nonna scrivere una lettera. A un certo punto chiese: stai scrivendo una storia su di noi? È per caso una storia su di me? La nonna smise di scrivere, sorrise e disse al nipote: in effetti sto scrivendo di te, tuttavia più importante delle parole è la matita che sto usando. Mi piacerebbe che tu fossi come lei quando sarai grande. Il bambino osservò la matita, incuriosito, ma non vide niente di speciale. Ma è identica a tutte le altre che ho visto in vita mia. Tutto dipende dal modo in cui guardi le cose. Ci sono 5 qualità in essa che, se tu riuscirai a mantenere, faranno sempre di te un uomo di pace nel mondo. Prima qualità. Tu puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una mano che guida i tuoi passi. Questa mano noi la chiamiamo Dio e Lui ti dovrà sempre indirizzare verso la sua volontà. Seconda qualità. Di tanto in tanto io devo interrompere ciò che sto scrivendo e usare il temperino. Questo fa sì che la matita soffra un poco,
ma alla fine sarà sempre più affilata. Pertanto, sappi sopportare un po' di dolore, perché ciò ti renderà una persona migliore. Terza qualità. La matita ci permette sempre di usare una gomma per cancellare gli sbagli. Capisci che correggere qualcosa che abbiamo fatto non è necessariamente sempre un male, ma qualcosa di fondamentale per mantenerci sulla retta via. Quarta qualità. Ciò che è davvero importante alla matita non è il legno o la forma esteriore, ma la grafite che è all'interno. Dunque fai sempre attenzione a quello che succede dentro di te. E infine la quinta qualità della matita. Lascia sempre un segno. Ugualmente, sappi che tutto ciò che farai nella vita lascerà tracce e cerca di essere sempre cosciente di ogni azione che farai nella vita. Preghiamo. Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un piccolo fioretto affido a voi oggi. Nel nome di Maria e con il suo aiuto, oggi ti impegnerai a pregare per quella persona con cui per vari motivi non ti parli e hai qualche problema da tempo. Buona giornata.